dato concreto, insomma, interessante. Tra l'altro, Pordenone siamo vicini ai lavoratori dell'Electrolux perché in questo momento rischiano sul serio, ed è lì il quadro, la fotografia è corretta. Sappiamo tutti che il lavoratore guadagna il 50%, ma per l'imprenditore, il datore di lavoro, il costo è del doppio, no? E infatti 27.000 euro a fronte di 53. La dimostrazione quale deve essere ridotto il costo dello Stato, l'incidenza dello Stato sul costo del lavoro, non ridotto lo stipendio come voleva fare Electrolux, ma ridotto il costo del lavoro che peraltro viene sprecato in 1000 rivoli di Stato. E questo ci sono due proposte al volo che voglio farvi a proposito delle prossime europee, dove l'Italia dei Valori sarà presente col proprio simbolo, con la propria lista che io guiderò, per dire in Italia dobbiamo essere europei e non tedeschi, perché vogliamo affermare i nostri valori all'interno dell'Europa, che è una risorsa. Bene, due cose. Contratto collettivo di lavoro europeo. I lavoratori italiani devono avere gli stessi diritti dei lavoratori degli altri paesi europei, perché non è pensabile che un lavoratore della Mercedes guadagni il doppio, nel senso che rimangono in tasca il doppio di un lavoratore di un'industria italiana. Non può funzionare così. Seconda cosa, un fisco europeo, perché non è possibile che un imprenditore italiano, e noi vogliamo puntare con forza sulla piccola e media impresa, su quelle che sono la spina dorsale della nostra economia, che debba pagare il 40-44% di tasse quando l'imprenditore tedesco o inglese ne paga il 21%. Evidentemente le nostre industrie, le nostre imprese sono fuori dal mercato, e allora o si interviene seriamente così, e noi abbiamo dato anche la soluzione, lo ribadisco, citava anche lui, da un lato evasione, corruzione, beni confiscati, prendiamo quei soldi, li investiamo nel mondo del lavoro, nella piccola e media impresa, le famiglie, e riduciamo il costo del lavoro. Posso fare una domanda veloce, perché poi devo dare spazio alla regia, devo ringraziare e salutarle. È fattibile oggi in Italia smettere di parlare e fare concretamente per i cittadini? E lo chiedo da segretario nazionale dell'Italia dei Valori. Volere potere ancora, oppure ci sono altre regole in gioco e quindi si continuerà a parlare e fatti i cittadini non ne vedranno? Posso prendere impegni per noi stessi? Noi siamo impegnati a fare e non vogliamo parlare, per questo siamo per le strade a parlare con i cittadini, ma a proporre. Noi non diciamo faremo, noi diciamo questa è la nostra proposta, ti piace o non ti piace? Se ci piace, ti piace, dacci una mano ad affermarla, se non ti piace pensa diversamente. Come Italia dei Valori, per il lavoro, per la crisi economica, voi che cosa proponete? Immediatamente riduzione del costo del lavoro delle imprese e aumento, recuperando da quelli che sono gli sprechi, in busta paga ai lavoratori, che comporta miglioramento degli stipendi minimi e miglioramento delle pensioni minime, e abrogazione della riforma Fornero, che è veramente l'ultima piaga che il nostro Paese non meritava. E io ringrazio e saluto il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, l'aspetto ancora qua con noi. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. I nostri telespettatori sono qua proprio per parlare con voi, ovviamente per poter interagire, perché oggi non tutti i politici mettono la faccia. Ecco, noi siamo così, dell'Italia dei Valori vogliamo parlare con la gente, non abbiamo paura e andiamo a testa alta. Spazio alla regia e poi dopo una nostra rubrica dove parleremo del settore del turismo. A tra poco. Grande novità sul mercato italiano, Pronto Doccia, l'azienda leader in Italia che con grande professionalità e a prezzi imbattibili trasforma la vostra vasca da bagno in un pratico e moderno box doccia. Chiamate subito il numero che vedete in sovraimpressione sul teleschermo e un consulente di Pronto Doccia vi consiglierà la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Soltanto 8 ore di lavoro e avrete un nuovo bagno da sogno. Come vedete in queste splendide immagini, bagni stupendi, corredati di tutti gli accessori necessari per sfruttare al meglio il vostro box doccia. Con Pronto Doccia non occorrono muratori, imbianchini o piastrellisti. Chiamate subito Pronto Doccia e dalla mattina alla sera, con un lavoro fatto ad opera d'arte, il vostro bagno sarà dotato di una splendida doccia completa del suo box e potrete anche usufruire del rimborso del 50% sulla ristrutturazione edilizia. Sì, care signore e cari signori, avete capito bene, il vostro lavoro vi verrà a costare la metà di quanto preventivato. È un affare da non perdere. Approfittatene adesso e chiamate il numero in sovraimpressione sul teleschermo. Adesso andiamo a vedere come viene realizzato